Chiediamo che dopo la Pasqua, quindi il 7 aprile, davvero le scuole, i nidi riaprano, perché c'è assoluta necessità di riportare una situazione, di dare una normalità, se vogliamo, ai nostri bimbi, ai nostri ragazzi e anche alle nostre situazioni lavorative. Parte da Padova una lettera firmata dai genitori dei bimbi degli asili nido comunali della Città del Santo ed indirizzata al ministro della Pubblica Istruzione Bianchi per chiedere che i servizi educativi riaprano dopo Pasqua. Questa chiusura penalizza fortemente le famiglie, dicono. Le misure, anche economiche, messe in atto dal governo sono esigue e i bonus sono dedicati solo ad alcune categorie. Di fatto la situazione fuori non è da zona rossa e invece le scuole, chi sta pagando sono i bambini, i ragazzi e i genitori, soprattutto lavoratori e lavoratrici, che appunto devono gestire la situazione dei bimbi a casa con i propri lavori. Chi può sceglie di affidare i propri figli alla categoria che più in questi mesi si sta cercando di proteggere, quella dei nonni. Dall'oggi al domani ci siamo ritrovati, chi tra l'altro ha la possibilità di averli, a dover rimettere in gioco i nonni. Appunto sono soggetti fragili, non ancora vaccinati e che volevamo tutti preservare e che però per forza di cose abbiamo necessità di reinserire nella gestione familiare, altrimenti davvero non sapremmo come fare.